Grazie colleghi di Udine, ben ritrovati cari telespettatori dalla redazione di Portogruaro. Andiamo subito a presentare i primi due ospiti di oggi. Alla mia destra Gianni Zoccarato di Indipendenza Veneta, diciamo coordinatore per l'area del Portogruarese, quindi appunto del Veneto orientale. Quindi insomma dall'Europa sembra arrivare una, forse inattesa per certi aspetti, apertura, perché normalmente da Bruxelles diciamo c'era, insomma, l'atteggiamento era quello di voler mantenere a tutti i costi lo status quo delle nazioni, delle realtà territoriali, di non cambiare nulla. Qui invece insomma sembra quantomeno che ci sia una certa apertura. Intanto voi continuate la mobilitazione anche nel Veneto orientale. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare tutti i cittadini che abbiano la pazienza di ascoltarmi, perché io non sono proprio un relatore. Comunque vorrei dire due cose molto chiare. Intanto l'indipendenza veneta è stata portata avanti da alcuni personaggi che si sono affermati con la risoluzione del diritto del popolo veneto alla compiuta attuazione della propria autodeterminazione. Io personalmente sto portando avanti questa politica insieme con i miei colleghi. Ecco, che cosa state facendo nel Portogruarese? Ci sono anche dei gazebo? Certo, allora io da qualche tempo sto facendo dei gazebi, vorrei portare a conoscenza tutta la gente che mi sta ascoltando, delle persone che da qualche mese sto facendo dei gazebi in tutti i comuni. Fra l'altro adesso vorrei far notare che sabato questo, che è il 1° di dicembre, ci sarà un altro gazebo in centro Portogruaro, quindi vorrei invitare al mattino sì, dalle 8 alle 13, e mi farebbe piacere che tutta la gente prendesse atto di questo e venisse, se non altro, non dico firmare, che comunque mi farebbe piacere e farebbero piacere a loro stessi, perché il Veneto è anche loro, il territorio è loro, che almeno venissero ad ascoltare cosa dice Indipendenza Veneta, perché l'Indipendenza Veneta porta avanti questa risoluzione in modo pacifico e legale, con il supporto della Comunità Europea. Il Presidente Barroso ha dato l'ok, perciò ci seguirà direttamente dall'Europa, tenendo d'occhio comunque Roma, perché hanno paura che facciano qualche scherzetto strano, e quindi anche col supporto della comunità internazionale, facendo riferimento al fatto che comunque dei trattati sono stati firmati nel 1967 a New York, appunto sui diritti di tutti i popoli all'autodeterminazione, giustamente. Ecco, a proposito di autodeterminazione, c'è stato un voto importante proprio ieri in Catalogna, che è stato letto in maniera insomma un po', secondo me, di parte da molti giornali, da molta stampa nazionale. Io l'articolo più interessante, pensate un po', l'ho trovato su un portale di Alghero, località della Sardegna, dove peraltro si parla del catalano, perché lì effettivamente insomma si è detto che, a parte voglio dire naturalmente quelli che possono essere gli organi di stampa catalani, si è detto che insomma comunque gli indipendentisti hanno una netta maggioranza, anche se sono divisi in più parti, anche se è prevalsa una parte di sinistra. Allora, voglio dire, qui in Indipendenza Veneta ci sono ovviamente diversi orientamenti, c'è gente più di destra, più di sinistra, ma voglio dire, voi non siete politici, per non siamo politici, noi siamo solo atti a portare avanti questa autodeterminazione fino come si dice, autodeterminazione compiuta, nel senso che si farà il referendum, quindi tutti i cittadini dovranno votare per la loro autodeterminazione fino a quel momento lì. Dopodiché si partirà da zero, come uno Stato in Europa. Ognuno voterà a destra, a sinistra, bianco, rosso, quello che vuole. Insomma, l'importante è portare a casa l'indipendenza, che ci spetta per diritto comunque. Risoluzione numero 44. Io ringrazio Gianni Zoccarato.